Giornata a tutti dalla redazione di Telestar Web. Fari puntati quest'oggi sull'Unione Europea con l'intesa sulla Brexit. Londra saluta e se ne va per un giorno triste per l'Europa. Il Consiglio dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea ha concordato con la Premier britannica Theresa May le condizioni per la Brexit, destinate a chiudere il matrimonio con il Regno Unito durato ben 45 anni, pur tra molti contrasti. Commenti di rammarico hanno accompagnato quelli di soddisfazione per l'esito positivo del negoziato tra Bruxelles e Londra, rivelatosi lungo e difficile per arrivare al testo finale di 585 pagine e un documento politico di 26 pagine sulle relazioni future. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso la sua tristezza perché ritiene tragico vedere il Regno Unito uscire dall'Unione Europea dopo 45 anni. Fino al 2020, quando finirà il periodo di transizione della Brexit, per i cittadini dell'Unione Europea che vivono ed entrano nel Regno Unito rimangono validi i diritti e le condizioni previsti per chi soggiorna negli Stati membri. Poi Londra dovrà decidere le nuove regole. Per quanto riguarda invece i conti della Brexit, è stato stabilito che il Regno Unito pagherà 40 miliardi di sterline per i costi pregressi. Resta il nodo del confine irlandese, per il quale verranno previste delle clausole di salvaguardia speciale per l'Irlanda del Nord. Erano queste le notizie giunte da Bruxelles, la linea che adesso può tornare alla regia.